Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia il programma, penalty play, ok, la curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il doppio incontro, ole ole, canale 78. Se cerchi il meglio del calcio dilettantistico, ci Tortorici allo schermo, il canale è giusto, bro. Manda a segno quella palla e fai gol. Qui niente fuffa, si commenta il vero sport. Rivedi le partite coi protagonisti, l'allenatore, il calciatore, i giornalisti, i punti di vista, i risultati e le classifiche. Qua si fa calcio, non si pettinano bambole. Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia il programma, penalty play, ok. La curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il doppio incontro, ole ole, canale 78. Lo sport, il calcio e non solo. Tutto questo è Penalty Play. Gli approfondimenti sportivi, le notizie, gli ospiti, le interviste dal mondo dell'attualità, la cultura e lo spettacolo. Penalty Play, curato da Ettore Tortorici. Buon pomeriggio amici di Gold 78, canale 78 del digitale terrestre. Buon pomeriggio con Penalty Play, ogni pomeriggio tra le 14:30 e le 15:30, anche oggi festività nazionale, festa della Repubblica, una giornata dedicata al ricordo di una liberazione tanto sofferta. Un appuntamento oggi legato ancora una volta il mercoledì al calcio Catania, o quantomeno al calcio della Lega Pro, e allora a tal proposito vado subito a salutare naturalmente Gianluca Virgillito. Ciao Gianluca, ben trovato. Ciao Ettore, naturalmente buon pomeriggio a tutti i nostri Chiaramente amici. sei reduce di un lunedì, non dico drammatico, ma certamente non molto contento. Burrascoso, ecco, diciamo così, un lunedì. Com'è stato il giorno complicato. dopo? Il giorno dopo è stato, ripeto, comunque un momento di analisi e di riflessione, proprio perché non ci si aspettava una caduta del genere davanti a 19.000 spettatori, qualcosa più, qualcosa meno. È vero, è stata una cosa che abbiamo avuto tutti difficoltà a digerire. È vero, è vero. È stata una serataccia sotto questo punto di vista, non ha funzionato nulla, si è sbagliato l'atteggiamento e per l'ennesima volta, diciamo in questa stagione, purtroppo siamo costretti a commentare una sconfitta dolorosa. Era presente allo stadio un tifoso particolare, un ex giocatore del Catania, grande amico anche di Penalty, ovvero Nino Leonardi, che salutiamo. Ciao Nino, ben trovato. Buonasera Ettore, grazie dell'invito. Anche tu hai pareggiato? Addirittura mi hai detto che eri senza voce. Ho perso anche la voce, mi è venuto qualche linea di febbre. Immagino, tanta sofferenza tra gli spalti. Mi sono lasciato coinvolgere emotivamente, non rispetto a quello che ha detto l'allenatore, che non lo condivido. Vabbè, però questo insomma... L'emozione l'ho vissuta all'impiedi. Immagino. Correndo. Il giorno dopo 24 ore cosa hai pensato? Cosa si poteva fare e non è stato fatto, secondo te? A mente fredda, poi ho analizzato che il Catania giustamente a 2 partite alla fine ha avuto l'ennesima possibilità di vincerla sta partita e di coltivare anche l'ultima speranza per riacciuffare o sperare in un passo falso della concorrente Lecce. Purtroppo in questi momenti cruciali, determinanti e fondamentali la squadra ha delle carenze. Che sono venute a galla ancora di più in questa parte finale della stagione. Non abbiamo centrato, cioè 7 partite dove potevamo spiccare il volo, dove potevamo superare la concorrente diretta e non l'abbiamo sopra. Significa che c'è qualche mancanza, qualche deficienza di fondo. Sei d'accordo con quello che dice Nino? Ma Luca? come non essere d'accordo comunque con un'immagine, con una figura che ha fatto anche la storia del calcio del Catania, non solo negli anni passati, sicuramente è un ottimo intenditore sotto questo punto di vista, è difficile non essere d'accordo. Tra l'altro tra poco vedremo anche qualche bella fotografia del passato di Nino Leonardi e avremo anche un altro collegamento con un ex grande giocatore appunto del calcio Catania. Il caffè è già pronto, quindi lo possiamo già passare
salutare sia il nostro ospite che anche al sottoscritto, perché è l'ora giusta per gustare un buon caffè. Eccolo Grazie. qua, uno per Nino, uno per me. Tu cosa prendi invece, Gianluca? Digestivo No, o anch'io caffè? caffè. Anche tu caffè, perfetto. Allora nel frattempo possiamo far vedere anche la schermata con i contatti per mettersi appunto in collegamento con noi di Penalty, il 328 53 58 101, oppure l'indirizzo email format@penaltyplay@tiscali.it. Allora nel frattempo possiamo anche gustarci qualche fotografia di questa serata, che è stata sicuramente non tranquilla per quanto riguarda tutto il gruppo del Calcio Catania, soprattutto al termine della partita, con le proteste che sono arrivate anche da parte dei tifosi. Ecco, il termometro dei tifosi, voglio sentire la tua idea. Diciamo che è un tema scottante in questo momento, c'è stata una sorta di contestazione a fine gara, forse era anche prevedibile, comunque sono arrivati dei fischi anche al momento di alcune sostituzioni, quelli devo dire la verità non li ho molto condivisi, perché durante la partita è sempre meglio incitare secondo me un giocatore piuttosto che fargli avvertire la pressione. Per quanto riguarda ovviamente il pubblico, c'è grandissima delusione, si avvertiva, era l'ultima spiaggia per tentare di agguantare quel primo posto in classifica, che invece probabilmente non arriverà, proprio perché il Lecce nelle ultime due giornate delle partite abbordabili, e recuperare in 2 partite 4 punti mi sembra impossibile, anche alla luce di come è andato il campionato fino a questo momento. Assolutamente. Nino, tu eri tra il pubblico, quindi da vero e proprio tifoso. Cosa dicevano i tifosi? Qual era la parola più ricorrente? Allora, io l'ho vissuta lì in tribuna e ho dialogato con tanti ex amici e competenti e non. Io posso dire soltanto una cosa, e la ribadisco ancora oggi: la tifoseria Catania è veramente fra le uniche e fra le migliori che ci siano in Italia. Ricordiamoci che dopo questi 4 anni di questa categoria, di questo purgatorio vero e proprio, inferno, diciamo anzi, così. Io l'ho fatto quando era la Vera C, certo, e ancora peggio, era ancora peggio. E c'erano le squadre nettamente superiori. Assolutamente, tasso tecnico totalmente diciamo che diverso. Io l'unica componente che salvo sul Catania, mi dovete credere, è la tifoseria. Grande spettacolo, grande coreografia, grande sostegno anche nei momenti difficili. 18.000 persone sono tante per una partita di Lega Pro. 700 euro. Catania abbiamo vissuto anche anni bellissimi dove c'erano 30.000 e oltre persone. Come anche in Serie C. Anche in Serie C, sì, perché la passionalità del catanese va al di fuori, diciamo, solo del discorso del risultato. Adesso, se ricordo bene, tra l'altro, nel periodo in cui tu giocavi in Serie C col Catania, le partite più importanti erano proprio con Bari, io mi ricordo Bari, Lecce, Regina, Benevento, Juve Stabia. Ma in modo particolare appunto anche quel Bari Lecce, che era sempre mi ricordo, molto da battaglia. Ho vinto dei campionati, ora diciamo con ex compagni, dove veramente emergeva il carattere, il temperamento, l'attaccamento alla maglia, lo spirito di squadra, di spogliatoio. E certe volte le partite, anzi spesso le partite, le vincevamo prima di entrare in campo. All'arbitro dicevamo: oggi dobbiamo vincere. Oggi dobbiamo vincere. E quindi si vinceva. E si vinceva perché già davamo, diciamo, l'autostima nostra andava al di fuori, l'attaccamento alla maglia, alla mitica casacca rossa-azzurra era tutto per noi, non volevamo assolutamente neanche il giovedì. Meravigliosa. Un altro grande giocatore del Catania, insomma, ha legato il proprio nome alla casacca rossa-azzurra, ovvero il bomber Claudio Ciceri, che abbiamo adesso in collegamento diretto. Buonasera signor Ciceri. Pronto? Sì, pronto? Buonasera Claudio, come sta intanto? Tutto a posto? Ma sì, dai, diciamo di sì, va bene. Va bene. Allora, abbiamo perso questo big match contro il Trapani in casa. È stata una battaglia dura da digerire, perché purtroppo appunto si è perso, e probabilmente si è perso definitivamente l'obiettivo di raggiungere la Serie B direttamente vincendo appunto il girone. Adesso passeremo nei playoff e probabilmente è ancora più difficile raggiungere questa sognata Serie B. Lei che ne pensa? Ma penso che è stata persa una grossa opportunità di poter arrivare primi. Adesso la lotta sarà per il secondo posto, per avere i vantaggi di saltare i primi turni. Certo che diventa
diventa un'impresa, cioè adesso su 28 squadre che vanno ai playoff, una potrà andare in Serie B. E sono Io tante le seguo squadre. sono tante, sì, io seguo anche La Reggiana, c'è anche la Reggiana. dove vivo, la Reggiana. C'è la Reggiana, infatti lo diceva anche Nino che, come lei ben sa, è stato un suo compagno di squadra. Certo, un caro amico. Un grande goleatore come te manca al Catania attualmente. Uno che garantiva 20 gol al campionato e in quelle categorie B e C non è facile oggi trovarlo. Avreste fatto anche la differenza anche oggi. Grazie Nino, troppo buono. No, troppo buono, la realtà dei fatti. Erano veramente gol veri, nel senso che poi alla fine sono stati importantissimi per la classifica finale di un Catania che poi ritornò in Serie B, grazie a voi. Scusami, gente che metteva il carattere, il temperamento, l'attaccamento alla maglia, l'amore per la propria maglia e non volevamo mai perdere. È vero. Gianluca, abbiamo il bomber Ciceri, una domanda anche per te. Io intanto lo saluto con affetto e stima, ho avuto la possibilità di conoscerlo qualche anno fa durante un evento, la presentazione di un libro, quindi mi fa sempre piacere sentirlo. Io volevo parlare con lei di quella che è la tifoseria, perché oggi si parla tanto di questi 18-19 mila che erano al Massimino, credo che per voi ai tempi fosse un'abitudine, forse è l'unica cosa che in questo calcio a Catania non cambia mai, la presenza del pubblico. Può davvero essere un fattore psicologico negativo la presenza di tanti spettatori in una gara? Perché si è parlato anche di questo dopo la sconfitta contro il Trapani. Ciao, innanzitutto ho sentito l'intervista di Lucarelli che si lamentava di questa cosa. Probabilmente non ha abbastanza lucidità per poter rilasciare queste interviste, come quando disse che era meglio che andavano al bingo. Sono frasi dette da una persona che è fuori di testa, secondo me, perché assolutamente d'accordo. Non si può dire questo della tifoseria del Catania che ha mette grande amore e pressione passione sotto tutti i punti di vista, ed è un punto positivo per ogni giocatore. Non vedo che disturbo possa dare, anzi più gente c'è, più dovrebbe essere uno stimolo, la voglia e lo stimolo di vincere. È vero, è vero. E la Reggiana sarà una squadra importante anche nei playoff. Lei giustamente tifa Reggiana, ma un po' anche un pensiero per il Catania ci può anche stare, no? Sempre. No, io tifo sempre per il Catania, lo seguo come seguo del resto la Reggiana e anche altre squadre. Poi è un catanese d'adozione. È un catanese d'adozione, certo, è logico. Però bisogna poi anche prendere atto che è un brutto momento. È vero. Con gravissimi problemi economici, abbiamo un Cesena che fallirà a fine stagione, un Modena che è già fallito, un Vicenza che sta fallendo. È una crisi spaventosa. Ma la crisi nel calcio, la sappiamo tutti, non è soltanto legata al mondo della Lega Pro, ma anche un po' alla Serie B e indirettamente anche alla Serie A. Troppi soldi in questo grande circo. Grandi capitali, grandi investimenti e imprenditori che in Italia non ci abbiamo più. È vero. Nino dice bene, imprenditori che in Italia ormai non investono più sul calcio, infatti soltanto i grossi nomi internazionali possono essere un po' attratti, però poi dopo rischiamo di perdere anche un'identità del calcio italiano. La nazionale infatti ha pagato probabilmente anche questo, perché le rose soprattutto della Serie A sono piene di stranieri, ma la cosa che più mi dà fastidio personalmente e che non capisco perché non venga più di tanto pubblicizzata è che anche i settori giovanili sono pieni di ragazzi non italiani e questa è una cosa sbagliata, non so se è d'accordo. Togliono spazio. Tutto vero, rispecchia l'andamento delle cose, poi sono privilegiati i giovani che hanno i genitori che sponsorizzano, non c'è niente che vada bene purtroppo, siamo in un momento drammatico dove tornando a parlare di Catania e di Reggiana bisogna accontentarsi di quello che passa il convento e più di tanto probabilmente non si riesce a fare, perché il Catania era in Serie A dopo tanti anni di gloria,
2 anni ha buttato al vento la Serie A e la Serie B, come tutti sappiamo. Sì. La Reggiana è una società blasonata che anche lei, se non c'entra la promozione, rischia di sparire, perché l'investitore che l'ha rilevata, un americano, probabilmente non continuerà a investire su di lei, e perciò non si sa alla fine che farà questo calcio. Va bene, ok, allora noi la ringraziamo, signor Ciceri, e l'aspettiamo presto, e soprattutto sono sicuro che i nostri telespettatori, i tifosi del Catania, insomma, la vorranno raggiungere con questo abbraccio straordinario. Si parlava anche lunedì sera di lui, infatti. in tribù, lui, Cantarutti, Tutta la Spagnolo. vecchia... Se avevamo questi elementi non avremmo perso, perché la gente di carattere, di grande personalità purtroppo è pochissimo. Veri uomini ce ne sono pochi oggigiorno. Bene, grazie signor Cicero, allora buon pomeriggio e buon proseguo. Ciao Claudio. Io vi ringrazio, saluto Nino e colgo l'occasione per salutare tutti i tifosi del Catania e per fare un grosso in bocca al lupo che riescano nel miracolo di centrare i playoff. Grazie. Ti abbiamo nel cuore, ti abbiamo nel cuore. Un abbraccio anche da parte di tutti. E a mamma Ida un grande abbraccio. Un grande abbraccio anche da tutti i tifosi catanesi. Certo, sentire Ciceri parlare in questa maniera c'è un po' di amarezza, Gianluca. Scende la no? lacrimuccia, no? Sì, perché insomma troppi ricordi straordinari sono legati a questa figura. È stato sempre così. Anche da capitano, Sì, tra anche da l'altro. giovane, quando militava con noi, quando andavo fuori, che lui militava a Varese e abbiamo giocato anche contro. È stato uno dei giocatori molto intelligenti. Molto, diciamo, equilibrato. Guarda molto... che cosa ti abbiamo preparato, questa fotografia di tanto tempo fa, sì. stadio Cibali. Lui è più grande, molto più grande. Lui è più grande di te, no? Sì. E tu praticamente eri il primo anno probabilmente che... Questo, se non mi ricordo male, è 74, Sì, 75. 74-75, era quello Mi il affacciavo in periodo prima del tuo squadra. debutto in prima squadra. E loro erano, io ci giocavo anche... Come sei stato accolto tu da giocatore della Primavera in questo gruppo che comunque era già abbastanza fermato, Sì, Spagnolo, Barlassina? Io mi ricordo quegli anni, Massimino affiancato da Melo Russo, Pippo Caffello, Pippo Grisò, investirono nel settore giovanile ed emersero, diciamo, dei ragazzi, Leonardi, Cantone, Chiavaro, Angelozzi, ragazzi che veramente avevano grandi doti, grandi qualità e poi avevano lo spirito di appartenenza che Certo, oggigiorno da viene... catanese. Sì, per noi era un grande sogno e noi siamo nati per la strada, chiaro. per gli oratori. La quindi avevamo migliore scuola quella. Bravissimo, fame di calcio, non c'erano procuratori, tutto dipendeva dalle nostre possibilità, anzi i media o qualche giornalista non erano propensi a spendere parole di elogio verso Anzi, di noi, l'opposto. che l'abbiamo pagato anche. E va bene, succede. Perché qualche squadra che era interessata a noi, a me, a Chiavaro, potevamo fare un'altra carriera, andare all'Atalanta, al Varese, al Pisa. Io sono stato in trattative con queste squadre e purtroppo il calcio di oggi te lo permette, quello di una volta si era proprietà delle società. È vero. Ed era impossibile. Il famoso tesseramento era solo ed unicamente con la società che poteva, insomma, creare la fortuna o la sfortuna di un calciatore, un calcio di altri tempi. Altri tempi, io non c'ero, devo dire. Tu non c'eri ancora, proprio, non eri ancora... Guardate che io ho giocato fino al 95, fino a 39 anni, perché poi sono stato in altre squadre, in altre piazze. Hai giocato anche in Sicilia, poi nella parte Sì, finale ho della stagione, giocato ad Alcamo, Ragusa, ho giocato Cremona, Trieste, Lucca, Solbiatese, ho giocato con lo Schamakers in Svizzera anche, addirittura. fino a 39 anni e non volevo rendermi, mi sono arreso anche l'età e poi anche qualche problema fisico, il crociato, questo a Roma. può anche succedere, però insomma 39 anni è una bella degli età. infortuni È una bella età. calcistici. Abbiamo alcune immagini del Catania, di questo incontro che si è sviluppato appunto contro il Trapani, più che immagini delle foto. Gianluca, questo Trapani a questo punto ha il coltello dalla parte del manico, anche se insomma il Trapani dovrà affrontare il Monopoli, per cui anche il Trapani ancora non è certo di aver raggiunto il secondo posto matematicamente.
Ma se per questo dal punto di vista della matematica non è neanche sicuro che il Lecce arrivi primo, il problema è che poi andando a vedere, voglio dire, infatti, bisogna essere anche il problema è che, lungimiranti. esatto, bisogna essere anche obiettivi e in questo momento con 2 partite che mancano non penso che il Trapani si faccia sfuggire questo obiettivo ed è un peccato, perché dal sogno del primo posto al terzo che ti fa giocare 2 partite in più ai playoff, devo dire che sarebbe davvero una delusione alla chiusura della regular season. Ecco, spieghiamo bene per i nostri amici a casa un po' il meccanismo della regular season finale Sì. e poi tutto il discorso dei playoff, così per fare anche mente locale di quante partite si potranno e si dovranno andare a giocare. Sostanzialmente quest'anno si dà più valore al piazzamento finale in stagione, quindi nel girone, tra il secondo e il terzo posto, che sono quelli che ovviamente vedono il Catania impegnato da protagonista. Chi arriva al secondo posto salta tutta una serie di turni e va a disputare soltanto 5 partite, quindi 2 match andata e ritorno e poi la In poche parole, finalissima quarti di eventualmente. finale, semifinale ed E eventuale finale. Esattamente. Che si svolgerà a Pescara. Esattamente, mentre invece chi arriva al terzo posto deve giocare un turno in più di andata e ritorno, quindi c'è anche questo ulteriore impegno, doppio impegno da Certo, andare ad affrontare. da Non è, 5 e a 7 non è partite. cosa da poco, anche perché se nella prima metà di stagione si vedeva un Catania che nei match importanti, contro il Lecce per esempio si vinse, sembrava potesse essere comunque una squadra che nei playoff poteva andare a fare bene, invece questo finale di stagione ci ha detto che nelle partite che hanno un valore, che hanno una portata decisiva, Il poi Catania per ha arrivare in steccato. fondo ha Il steccato. Catania ha steccato. Purtroppo sì. E questo Ma qua poi- non è di buon auspicio. Poi no, Sì, vorrei Nino. aggiungere che è veramente anche un paradosso, è una squadra che quest'anno ha vinto 10 volte fuori casa, ha fatto un record di gol con tanti elementi, Sì, è vero. e minor gol in difesa, ha preso pochissimi gol e purtroppo non siamo arrivati primi. Non Ma siamo primi in evidentemente il classifica. problema è proprio il big match, cioè Certo. lo scontro dove forse la Ecco. squadra o arriva troppo carica o arriva troppo scarica. Nei momenti topici la squadra Secondo non te ha arriva giocato. carica o scarica? No, proprio scarica. Scarica. Credo che sia dovuto, secondo me, al discorso di carattere, di personalità. L'allenatore La non società, incide, secondo allora, te, Lomono Nino? che è un grande professionista, uno che conosce il suo mestiere, Sì, ma in campo ci vanno i giocatori. però in poi alla campo fine, ci vanno i giocatori. Però ha scelto sotto certi aspetti un profilo di giocatore di esperienza. Però questa esperienza è dovuta, credo, all'età, non è dovuta al carattere, alla personalità che trascinano anche i giocatori. Quindi tu pensi meno- che i giocatori di carattere, soprattutto quelli tra virgolette anziani, avrebbero potuto e dare di più? Molto, molto. Mi aspettavo, io onestamente li ho visti giocare negli anni passati, grandi soddisfazioni Certo. anche per loro stessi, però in questa categoria bisogna avere altre doti, anche esplosività, velocità, di pensiero anche. Io ho visto invece una squadra molto, molto carente sul lato fisico, atletico, anche la partita l'ha evidenziata, l'ha messa in evidenza nella partita col Trapani. Il Trapani l'ho visto molto Sembrava più che correvano il doppio loro. preparato, e poi il Trapani non è che ha giocato sempre durante l'anno così. Beh, Io l'ho ma vista evidentemente veramente. allora è arrivato giustamente con l'energia giusta, gioco di parole, Hanno preparato per una partita come questa. Calori ha saputo leggere e preparare una partita durante la settimana e sulla partita in corso bene, sotto tutti gli aspetti, fisico, si sono visti i tattici, risultati. atletico. E si sono Arrivavano visti i primo risultati. sulla palla. Gianluca. Perdonami, esatto, volevo comunque esprimere, cercare anche un po' di entrare più all'interno della questione, perché tra l'altro se andiamo a sviscerare i dati, vediamo come il Catania abbia perso la testa della classifica, perché di questo parliamo, nelle partite disputate in casa. Nella speciale classifica dei risultati ottenuti tra le mura amiche, il Catania ha totalizzato 34 punti contro i 38 di Trapani e Lecce. Se fate i conti, con 4 punti in più il Catania sarebbe stato al primo posto. Ovviamente vincendo la partita col Trapani avrebbe anche tenuto il Trapani dietro. Quindi c'è una sorta di problema, Massimino, che è un paradosso, no, nella storia del Catania. Secondo me dipende molto anche dall'atteggiamento tattico e mentale che ha la squadra. Mi dai un gancio in questa maniera, perché se Nino giustamente sottolineava che probabilmente qualche senatore avrebbe potuto con la sua esperienza dare di più a questa squadra, il gancio adesso io lo faccio a te chiedendoti
e l'allenatore quanto ha inciso in positivo o in negativo in questa partita? Allora, io sui senatori dico che a parte Marchese, che in questa fase del campionato sta attraversando probabilmente un momento di riflessione, però su Biaggianti e su Lodi mi sento di non dire nulla. Magari ci volevano attorno altri giocatori, questo è vero, però loro hanno dato tutto quello che potevano. In particolare Biaggianti mi sembra che da quando è stato messo lì al centro del centrocampo stia dando un po' tutto. Su Lucarelli devo ammettere che qualche passaggio durante la stagione lo ha steccato. Ha la possibilità di rifarsi in sede di playoff, per quanto sia complicato. Ovviamente avrà ormai l'opportunità di andare a chiudere la stagione fino in fondo. Se non dovesse arrivare la promozione, che è stato l'obiettivo dichiarato di inizio anno e anche fino al post gara contro il Trapani è stato confermato dallo stesso Biaggianti ma anche da Lodi, se non arrivasse la promozione avrebbe fallito anche Lucarelli, non c'è dubbio su questo. Assolutamente. Tu invece cosa pensi di questa posizione di Lucarelli adesso in prospettiva playoff? Perché io diciamo che in questo momento non prendo in considerazione la fattibilità di un primo posto, ormai diciamolo pure, però certo la matematica ancora è dalla parte del Catania. La posizione di Lucarelli a questo punto nei playoff quanto può incidere? Io penso che è passato un anno che conduce lui tecnicamente, dà delle disposizioni, dà degli schemi, la sua filosofia, la sua diciamo, ogni allenatore trasferisce anche la sua indole, il suo carattere verso i giocatori, dà del suo temperamento, e io lo vorrei vedere più presente, più assiduo. Cioè io questo allenatore onestamente, con tutto il rispetto, ognuno di noi ha la sua personalità, Certo. però lo vorrei più partecipe, e anche si dovrebbe assumere delle determinate responsabilità di dire onestamente, senza giri di parole, senza accuse banali, Come quella senza nei confronti appunto dei tifosi. senza ipocrisia. Signori, intanto chiediamo scusa, quello che non hanno fatto lunedì, e poi ci prendiamo le nostre responsabilità, abbiamo sbagliato noi, non dire la gente ci dà pathos, Ci mette troppa pressione. Anzi, come diceva il mio compagno di squadra, ben vengono 30-40 mila diciamo persone. che ogni giocatore sogna di giocare in uno stadio pieno Io di mi 20.000 esaltavo persone, quando certo. vedevo quella coreografia, Chiaro, quello stadio Poi tra che l'altro incitava. Gianluca. è un'arma a doppio taglio questa dichiarazione, anche perché lui non va tecnicamente a parlare solo di tifoseria. Attenzione, secondo me non è che sferra un attacco, per carità, lui ha detto alcuni giocatori probabilmente hanno sentito troppo la pressione. Lui fa una doppia mossa, perché da una parte tira in ballo i tifosi, ma dall'altra continua anche a puntare il dito su alcuni giocatori, evidentemente. Questa è una dichiarazione importante che stai facendo. Ma perché Gianluca, è successo più di una volta. Io ricordo quando lui parlò del Lecce che era costato 3 volte il Catania, e queste sono secondo me delle parole che poi si riflettono Sono delle sulla squadra. frecciatine. E comunque è successo un po' di tutto. Io ovviamente non credo che Lucarelli sia uno sprovveduto, secondo me non sa gestire il pre e il post gara, purtroppo devo dire, anche perché ormai nel calcio di oggi saper parlare in sede di conferenza stampa è diventato importantissimo. E soprattutto Peccato dopo per una questi partita. passaggi a vuoto, anche perché poi statistiche come quelle dei risultati fuori casa comunque gli darebbero ragione. Secondo me lui è un po' un piccolo Mazzarri, diciamo così, gioca Si piange molto di addosso. rimesso e poi va un po' troppo di rimesso, secondo me. Ogni vabbè. tanto dovrebbe usare un po' di più. Sicuramente dovrebbe usare un po' di più, e noi ci auguriamo che adesso in prospettiva playoff questa squadra, questo mister possono usare di più, perché adesso per andare a vincere questi playoff bisogna vincerle le partite, Nino. Ora, Non bisogna più non ci sono- accontentarsi non ci o sono- dire c'è troppa gente, c'è poca gente, la squadra è più scarsa o la squadra è più forte. Assolutamente, ormai Si vince e basta. le occasioni le abbiamo dissipate, perdute, così non le abbiamo sfruttate, non le abbiamo portate in porto, e ora sono incontri vita tua, Morte degli e altri. Quindi Va bene, vedremo cosa succederà. Adesso ci fermiamo, continuiamo a sorseggiare il nostro buon caffè. Nessuno qui prende il digestivo, vedo che il caffè Niente digestivo. dopo pranzo sicuramente fa tanto bene. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco rientriamo in studio, avremo anche un altro collegamento telefonico importante con un giornalista siciliano, e parleremo ancora del Catania, e anche ci prepariamo in vista della trasferta non facilissima di Matera. A tra poco.
esclusivista per la Sicilia del marchio Mobilferm. Infoline 336 9207 27. Ancora con Penalty Play tutti i pomeriggi tra le 14:30 e le 15:30, tra un buon caffè e anche un digestivo per approfondire un po' tutti i discorsi sportivi e non solo. Questa settimana e buona parte della scorsa l'abbiamo dedicata giustamente al Catania, soprattutto il mercoledì ed il giovedì, proprio perché insomma abbiamo vissuto un big match travagliato contro il Trapani, che come tutti ben sanno è andata a finire male, però adesso ci dobbiamo preparare in vista dei possibili playoff, e la partita che andremo ad affrontare praticamente a domenica, qui lo sappiamo tutti, non è per niente facile. Allora, prima voglio sentire il parere di Gianluca e poi voglio sentire il parere su Auteri da parte di Nino Leonardi. Allora, che partita sarà secondo te a Matera? Beh, intanto se dobbiamo parlare di Matera Catania non posso non parlare di Auteri anch'io, nel senso che comunque rappresenta forse l'anima, no? Qui si capisce anche quanto valore ha l'allenatore, no? In una squadra di Serie C. È vero che per il Matera è stata un'annata molto travagliata, soprattutto per situazioni inerenti alla proprietà. Sarà comunque una battaglia, perché il Matera adesso ha obiettivi di classifica, così come il Catania li ha, perché deve cercare quantomeno di recuperare questo secondo Matera posto. Che è sprofondato proprio per i punti di penalizzazione. Io dico solo questo e poi lascio la parola a Nino, che sicuramente avrà anche lui molto da dire. In questo campionato, per quello che ricordo io a memoria, credo che l'unica squadra che dal punto di vista del gioco ha tenuto testa davvero, ha giocato benissimo al Massimino e si è portata anche via un punto, è stata proprio il Matera. Quindi questo deve essere un po' il quadro di quanto è difficile questa partita. È un campanellino d'allarme tutto questo? No, ovviamente andiamo a vedere la partita e vediamo come va, non è un campanello d'allarme, ne sono suonati già tanti, quindi troppi, non c'è bisogno di farne suonare altri. Andiamo a vedere questa partita come va, tutto qui. È vero. Auteri, Gaetano Auteri, sappiamo tutti il suo curriculum che parla chiaro, vittoria di campionato a Benevento, a Nocera, un grande calcio anche a Matera. È la dimostrazione quanto possa incidere effettivamente un allenatore, che in questo caso è vincente. Poteva essere anche un buon allenatore per la piazza di Catania, secondo te? Ma io onestamente lo conosco a Gaetano per i trascorsi calcistici, Siracusa, Varese, Genova, è un ottimo attaccante, uno sempre dedito alla determinazione, alla concentrazione, perché per lui il calcio non è solo divertimento, è lavoro. Bisogna capirlo sotto questi aspetti. Quindi lui, è lui che ha inventato il miracolo Benevento, no? Dalla C alla B. Lui riesce a trarre il massimo dei suoi giocatori, fa spogliatoio, i giocatori dello zoccolo duro lo affiancano, lui parla chiaro nello spogliatoio. Di grande personalità. Sì, si fa rispettare e poi fa giocare bene le proprie squadre. Io l'ho sempre stimato, apprezzato e mi auguravo, chissà, il Catania un giorno io per un attimo ci avevo pensato che qualche lui possibilità anche a lui. Credo che abbia un suo budget rispetto a tanti altri, però se dobbiamo lottare in questa categoria per vincere, affidiamolo a uno che andiamo sul sicuro. Non ce ne voglia Lucarelli, però insomma facciamo 4 chiacchiere, anche insomma sorseggiando un caffè, sempre rimanendo nella maniera più garbata possibile. Ovviamente bisogna sperare che comunque questi playoff li vada a vincere Lucarelli. Certo, no? Assolutamente. Questo ormai dobbiamo. Però appunto non sottovalutiamo per niente questa partita. C'ha i giocatori, c'ha i mezzi e li può sfruttare pienamente. Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro sottolineiamo anche una cosa importante, il Lecce sulla carta pareggiando anche contro la Paganese sale a questo punto in Serie B ed è probabilmente questo il risultato minimo che non credo che... Credimi Ettore, io proprio per questo prima della fine degli ultimi 90 minuti della stagione regolare non parlerò, proprio perché questa stagione ci ha insegnato che può succedere di tutto. Paradossalmente può succedere anche che la Paganese faccia uno sgambetto a Lecce e noi staremo qui la prossima settimana a parlare di tutt'altro. E questo ci dà ancora più rammarico, perché se una squadra come il Catania fosse stata più cinica e più concreta, questo campionato poteva essere chiuso molto tempo fa. Per questo è un peccato. Il calcio è bello anche
anche per questo, Anche riserva per queste questo. grandi Esatto, sorprese è vero. e lo vediamo anche a livello europeo, nella Champions, la Roma batte il Barcellona con altri budget, altre disponibilità. Anche se poi crolla, insomma, a E poi Liverpool. ricordiamoci che la Paganese domenica scorsa ha perso in casa, un'ennesima anche, ha perso con la Sicola Leonzio 2-1, con un uomo in più e ha perso. Chissà farà la partita della vita, perché Certo, anche per loro, in questa insomma, categoria io ho visto che l'ultima in classifica batte anche la prima in classifica. Succede di Può tutto. succedere di tutto, può quindi- succedere di tutto. Tra l'altro poi parleremo anche della partita del Trapani che giocherà in casa col Monopoli. Anche questo tutto un Questo altro punto Monopoli, che mi ha interrogativo. sorpreso. Il Monopoli credo che possa essere veramente l'ago della bilancia potenzialmente della classifica finale. Abbiamo un collegamento adesso con Claudio Macca da Lentini. Pronto Claudio? Sì, pronto, buonasera a tutti. Buonasera Claudio. Ciao. Allora, intenditore di calcio lentinese in questo senso, perché sei la voce della Sicula Leonzio. Che campionato è stato secondo te quello della Sicula? Dacci un tuo commento. Allora, intanto buonasera a tutti nuovamente, ai vostri radioascoltatori e a tutti quanti. Il campionato è stato un campionato fantastico, direi, perché dopo 23 anni la Leonzio si riaffacciava nel calcio professionistico, questo grazie alla lungimiranza di un presidente giovane, ma comunque con una testa raffinata e con una mente pensante molto, molto bella, che in un quinquennio ha portato la Lentini calcistica che non esisteva più, è arrivato in un campo dove non c'era nulla completamente, in 5 anni ha costruito una squadra che al primo anno tra i professionisti, nuovamente ritornando appunto dopo 23 anni, dopo tutte le varie difficoltà che ci sono state, perché sapete bene la questione della Leonzio, ho giocato per diversi mesi al Cibali di Catania per la questione delle Torri Far, è riuscita a salvarsi e addirittura potrebbe, chi lo fa, domenica sera staccare pure il biglietto per i playoff, che sarebbe veramente qualcosa, la classica ciliegina sulla torta, ma devo dire che è già stata una stagione fantastica. Qualsiasi risultato finale avverrà in questo campionato, comunque il primo obiettivo è stato raggiunto, quello di mantenere la categoria, e sappiamo benissimo con tutte le varie difficoltà di campo, illuminazione, cambio di allenatore, insomma è successo un po' di tutto, però poi alla fine conservare la categoria è probabilmente il vero e proprio campionato vinto. Sì, sicuramente, hai detto benissimo tu, questo è il campionato vinto dalla Leonzio, perché comunque la Leonzio era partita quest'anno con questo obiettivo, quello di salvarsi. Poi è chiaro che, ripeto, questa è stata una dirigenza che negli anni ha fatto sempre bene, ha fatto campionati quasi sempre a vincere, per non dirti quasi tutti quanti a vincere, che negli ultimi 3 anni ha vinto i campionati, ma come li ha vinti? Un'eccellenza passando poi dagli spareggi nazionali, che non è mai facile, il campionato di Serie D l'anno scorso sotto gli occhi di tutti, un campionato vinto addirittura prima di Pasqua, quindi sto parlando del mese di aprile, proprio in questo periodo qui, e quest'anno c'erano tantissime difficoltà, l'obiettivo era quello di salvarsi, l'hanno fatto benissimo con 4 gare d'anticipo, con 4 giornate d'anticipo alla Leonzio. E ti ripeto, adesso si sogna quel piccolo, si culla quel piccolo sogno che potrebbero essere i playoff, che veramente sarebbe qualcosa di inimmaginabile, se pensiamo che prima dell'avvento di Aimo Diana a Lentini la Leonzio era terzultima, Aimo Diana fino a questo momento ha raccolto 30 punti in classifica, direi che sono veramente un'enormità. Ciao Claudio, io come sempre ti faccio i complimenti perché ti seguo, sai, hai parlato, hai raccontato questo campionato alla grande, e io volevo sottolineare insieme a te ancora una volta quello che è stato il lavoro di una società veramente precisa, laboriosa, anche perché in questo finale di campionato si è prospettato questa sorta di duello col Siracusa, no? Penalizzato, anche questa comunque è la dimostrazione che in Serie C, se mantieni sempre tutto in ordine, pagamenti e quant'altro, ti puoi proiettare in alto facendo le cose per bene. Quindi complimenti alla società. Ti chiedo come lo sta vivendo Lentini questa sorta di duello col Siracusa, che era forse un po' imprevisto visto anche l'andazzo della stagione, no? Intanto Gianluca ti ringrazio per i complimenti e li condivido e li ripasso a te, perché veramente è un piacere parlare di calcio con te, con gente che sa. Detto ciò, devo dirti che come lo sta vivendo, beh Gianluca, guarda, le partite le abbiamo viste insieme, tu sai che società è questa, ripeto, non vorrei essere ripetitivo sotto questo punto di vista, la sta vivendo bene, perché poi Lentini va bene che non era abituato negli ultimi anni a vivere il calcio in una certa maniera, però devo dire che poi Lentini è una piazza tranquilla, una piazza affascinante, una piazza che anche in passato ha lanciato tecnici, ricordiamoci Osvaldo Iaconi che poi fece quella grandissima vittoria col Castel di Sangro pure in Serie B, ricordiamoci alcuni giocatori come Giovanni Pisano che poi in passato fece il capocannoniere della Salernitana in Serie B, insomma
insomma è una cittadina dove si vive abbastanza bene, si sta bene, non c'è quella pressione delle grandi piazze. Ecco perché probabilmente a volte qualche giocatore che da qualche altra piazza stecca, poi a Lentini fa benissimo. Per esempio io mi ricordo De Rossi, che a Catania, nell'anno del Catania non fece benissimo, quest'anno a Lentini devo dirti che è uno dei fluidificanti di fascia, dei terzini di fascia migliori che si sono visti nel campionato. Stesso vale per altre situazioni dei giocatori, perché poi probabilmente a volte fa pure come vivi la stagione, come vive la piazza. Devo dirti che sotto questo punto di vista Lentini si sta bene. Poi ripeto, fondamentalmente la cosa più chiara di tutti è che questa è una società sana, fatta da gente che capisce tanto di calcio, fatta di persone lungimiranti, dal direttore sportivo Davide Vignenti, dal presidente Giuseppe Leonardi, che ci mettono cuore e passione e che stanno facendo vivere veramente un sogno alla Sicilia, perché poi ripeto, quello che è stato consegnato a Lentini nel giro di 3 mesi è veramente un fiore all'occhiello per quanto riguarda le nuove normative che sono in Serie C, e sappiamo tutti che ahimè in Serie C non è così non è per niente facile. Non è per niente facile, non è per niente facile. Bene, allora a questo punto queste ultime 2 partite per la Leonzio potrebbero significare molto, prospettiva playoff, però appunto lo abbiamo già detto, lo hai tu stesso confermato, qualsiasi risultato arrivi adesso, la vittoria da parte della Sicola è già arrivata, perché la permanenza in una categoria impegnativa per una nuova società, perché effettivamente sì, il nome è storico, ma sappiamo benissimo che la dirigenza praticamente insomma, si è insediata soltanto 5 anni fa all'incirca. Gianluca, per chiudere. Sì, volevo fare una domanda, se già c'è qualche rumors di mercato, perché alcuni dei giocatori della Sicola Leonzio sono entrati nelle mire di altre squadre, anche di Serie B. Io faccio un nome su tutti, anche se poi è stato infortunato per alcuni mesi. Gammone secondo me è un ottimo elemento. Ci sono notizie in questo senso? Ma guarda Gianluca, mi lanci un assist, nel senso che adesso sapete siamo uomini di calcio, siamo uomini di sport, sapete che adesso si entra in un periodo di mercato, in una fase di stagione dove i nomi ne vengono fatti tantissimi. Questo succede dalla Serie A alla Serie C, ma nel calcio globale in generale. Si parla sempre di nomi, ma poi ci sono alcune fasi proprio della stagione dove si parla ancora di più. È chiaro, sotto gli occhi di tutti, non dobbiamo nasconderci che alcuni giovani e non della Leonzio hanno fatto un campionato sopra le righe. Gammone è un uomo che hai detto tu, ma così come potrei proporti Sonny D'Angelo, così come lo stesso Mauro Bollino, che è già arrivato in doppie cifre, è arrivato a 10 gol e quindi se lo aspetta, così come ti dicevo di De Rossi. È chiaro che bisognerà vedere, ripeto, la Leonzio al momento punta a chiudere questi, ci sono 180 minuti finali, sogna, culla un piccolo sogno che potrebbe essere quello dei playoff, ci sta preparando alla gara di domenica contro la Regina, che purché salva ma comunque verrà a Lentini a vendere carissima la pelle, si finisce la regular season in casa e quindi c'è voglia di fare bene, di vincere davanti al proprio pubblico. Sappiamo che Aimo Diana sotto questo punto di vista non molla un centimetro, quindi la Leonzio intanto vuole chiudere questa stagione. Poi è chiaro che i nomi che hai fatto tu e quelli altri che ho fatto io sono nomi, ma sono nomi normali, come si parla di Saraniti, si parla di Genchi, come si parlava di tutti quanti gli altri, cioè si parla il calciomercato è già esploso in un certo senso, Claudio, il calciomercato è già esploso, per cui probabilmente ce lo porteremo anche oltre l'estate, ci può anche stare. Adesso però pensiamo in prospettiva, Catania possibilmente per un playoff più importante e la Leonzio che comunque partecipando ai playoff regalerà sicuramente un grande sogno ai suoi tifosi. Grazie Claudio. Io volevo... Ok, va bene Gianluca, grazie così, grazie a tutti quanti voi, buona continuazione e complimenti per la trasmissione sempre. Grazie ancora Claudio Macca, direttamente da Lentini per questa Leonzio, Nino, che effettivamente insomma è arrivata in Lega Pro animata da grandissimo entusiasmo per una società e per una dirigenza nuovissima, un presidente nuovissimo e giovanissimo, ma che probabilmente ha buttato le basi, perché se non sarà quest'anno un playoff, io sono sicuro il prossimo anno l'ho conosciuto, si chiama Leonardi come me, ma non siamo parenti, e ho conosciuto un presidente giovane, lungimirante, come ha detto Claudio, organizzato, veramente c'è una base di fondo, un programma, un progetto, e hanno coadiuvato sia dalla proprietà e sia dal team, diciamo,
amministrativo e tecnico, e stanno mettendo le basi. Da Certo, sottolineare che addirittura questa famosa illuminazione a Lentini, insomma, l'ha pagata il presidente. Certo, non so se è costato 1 milione Un di euro, milione di euro, quello cioè che un mi risulta investimento non di poco conto. notevole, Quindi cospicuo, la società ha veramente investito volendo su una struttura che non è neanche sua. neanche sua, quindi grandi meriti, grandi elogi, ma questi si curano molto, curano anche i minimi dettagli, veramente. La campagna acquisti, Giocatori mirati, un allenatore che l'anno scorso prima c'è stato Pino Rigoli, che io stimo e apprezzo. Anche io personalmente. Purtroppo nel calcio si sa che quando le cose vanno male se non arrivano i risultati gli allenatori sono sempre a pagare. E quest'altro che sta raccogliendo i frutti, però dopo 6 mesi che li ha condotti un altro allenatore che come il Milan, per esempio, quando l'aveva Montella, sono arrivati 11 elementi e ha avuto grandi problematiche. Da gennaio poi è arrivato Gattuso e sappiamo benissimo cosa è anche se dobbiamo dire che comunque sul mercato la Sicula Leoncio ha cambiato tanto. Solamente così una chicca a chiudere, perché forse se ne parla troppo poco, ma la Sicula Leoncio quest'anno è stata ammazzagrandi, tra virgolette. Ha perso all'andata 3-2 con Lecce, va bene, ci può stare, ha pareggiato al ritorno 0-0, ha battuto il Catania all'andata, lo sappiamo tutti, e poi ha pareggiato il ritorno, ha battuto anche il Trapani, ha battuto anche il Matera in casa, ha battuto anche il Matera in casa la prima giornata, tra l'altro, quindi non è che stiamo parlando di una squadrettina così, no, assolutamente, tutt'altro, quindi in questi playoff se la può anche giocare tecnicamente. Allora, siamo nella parte finale della nostra trasmissione, ho accennato il discorso del Trapani, voglio sentire poi anche Nino, e questo Trapani che giocherà in casa la partita contro il Monopoli, e sappiamo benissimo, l'abbiamo detto poc'anzi, questo Monopoli può essere un po' l'ago della bilancia per la classifica finale fra i primi 3 colossi di questa Lega Pro. Hai detto tutto bene, è vero, questo Monopoli giocherà le ultime 2 partite con Trapani e Lecce, sicuramente giocherà l'ultima con un piglio più aggressivo rispetto alla trasferta siciliana. Beh, tutto dipende però dal risultato del Lecce ora questa domenica. Però, dipende tutto da quello, assolutamente sì, anche se il Trapani per ovvi motivi dovrà giocarsele tutte e 2 perché ci tiene ad arrivare secondo. Certo. Quindi sotto questo punto di vista ormai il duello secondo me si sposta più che tra Lecce e Catania, tra Catania e Trapani. Tra Catania e Trapani, e quindi vedremo che cosa succederà, tenendo presente tra l'altro anche il discorso che poi si concluderà la stagione in casa con il Rende, e allora lì probabilmente i giochi sono fatti, no? Quasi una partita di congedo in prospettiva playoff. No, io riferendomi al Trapani, veramente l'ho visto in questa partita di lunedì sera, mi ha veramente impressionato, l'ho trovata una squadra in salute, abbastanza equilibrata, con schemi, con pedine che si integravano, velocità, quel centravanti Evacuo interessantissimo, che ha giocato in Serie B, in Serie C, ma proprio con il Trapani nella giusta posizione, faceva salire la squadra. Non è uno che fa molti gol, però è uno che fa salire la squadra. Difende bene la palla, fisicamente è un armadio, fisicamente è una bestia, è un armadio. E fa respirare la squadra, fa reparto da solo. In ampiezza non solo gioca centravanti, anche si sposta sulle fasce e sa coprire bene col fisico la palla. Diciamo che Calori gli ha trovato il posto giusto in un modulo probabilmente interessante con i 5 a centrocampo. Poi ho visto quei centrocampisti, non mi ricordo Palumbo mi ha impressionato anche esterno, anche Parma, che a questo punto della stagione corrono. Io l'ho visto proprio in salute, proprio sprigionavano, reattivi, veloci, coprivano tutte le zone. Quindi pensi che a questo punto queste 2 partite finali del Trapani probabilmente... Certo, il Trapani ha una partita tosta, col Monopoli, non facile col Monopoli, perché il Monopoli è una squadra che gioca non solo in casa ma anche fuori casa, con grande personalità, con grande decisione, cattiveria, diciamo. Però adesso c'è l'entusiasmo a Trapani, diciamolo. Però il Trapani è una squadra che ogni tanto ha dei cali di blackout, di tensione. Dei blackout, è vero. Assolutamente. Non è una squadra spettacolare il Trapani, secondo me, però è una squadra molto tattica, e questo anche ti fa capire quanto Calori sia un elemento che conta. Ho visto il risultato da 3-0 a 3 pari, da 2-0 a 2 pari. Attenzione, quando diciamo questo, Gianluca hai fatto bene a sottolinearlo, quando diciamo che un allenatore incide, vuol dire che allora la società aveva visto bene, quindi la prospettiva di avere un allenatore che da solo può quasi vincere la partita. Calori ha una grande esperienza anche in Serie B,
queste sono cose che fanno la differenza. Ci ho sempre visto la mano di questo allenatore, sì. Come per esempio nel passato non ho visto le mani degli allenatori nella squadra del Catania. È vero, perché alcune volte si preparano le partite durante la settimana, si vedono in un certo modo, poi il campo dà un'altra sentenza, però in quei momenti di difficoltà lì voglio vedere la mano dell'allenatore che scambia le pedine e gli uomini. E certe volte la mano dell'allenatore si vede anche quando in corsa riesce a girare la partita in un'altra maniera. Giustamente. E spesso e volentieri credo che ultimamente non sia successo. Allora, siccome oggi abbiamo Nino Leonardi, che è un nome storico del calcio siciliano, ma in modo particolare del Catania, noi abbiamo un video che riassume anche un po' un periodo storico molto bello, quello degli anni 70 e per buona parte quello degli anni 80, proprio su un Catania targato Massimino. Guardiamo una clip così anche per gustarci ancora un po' il caffè che è rimasto. Allora, chiaramente fuori diretta abbiamo messo dentro questo pentolone dei ricordi tantissimi volti che avete appunto anche visto in questa clip, e con Nino insomma una memoria storica, memoria storica, tanti nomi aneddoti che hanno fatto parte anche un po' volendo della tua gioventù. Certo, io li ho visti, ammirati, tipo gli anni 70 con Bonfanti, Cavazzoni, quando il Catania vinse a Reggio Calabria, perdeva primo tempo 1-0, vinse 3-1,
e sono stati andati, la tifoseria è andata a È andata a prendere ai traghetti. Allora la tifoseria metteva preoccupazione, pressione. Certo, se non facevi risultato Oggi veniva fino a casa. c'è più visibilità, più immagini. Una volta venivo sotto casa. Parlavamo di un bomber di razza oltre a Ciceri spagnolo che voglio dire un giocatore- insieme a Claudio Ciceri era un abbinamento I gemelli perfetto, del gol. il vero gruppo. Questi prima della partita dicevano facciamo gol, oggi facciamo gol, e segnavano gol perché veramente era il loro lavoro, lo facevano per mestiere, non soltanto per passione o con l'entusiasmo. Questi erano da contorno e le componenti, poi la tifoseria che era sempre vicina a noi ci dava sostegno, consigli. E ci se vi doveva spingeva. bacchettare vi bacchettava. No, ce lo diceva Chiara, ma bello poi chiaro. aveva da fare con persone che non volevano perdere neanche E io, quindi, per esempio, non volevo giustamente- perdere neanche giovedì. Per me gemellanza, Perché fratellanza. Gianluca, tu forse non lo sai, ma veramente il giovedì non è che erano partitelle in famiglia, Bravo, erano partitelle di certo, battaglia. certo. Te lo dico io che marinavo la sì. scuola per andare a vedere queste partite, perché veramente il Se giovedì ti allo ricordi- stadio Massimino, se ti Angelo ricordi Massimino, di che- Bella, certe volte a me quando marcavo, tanto per dirti spagnolo, e io ero il ragazzo esplosivo, emergente, Certo. che non volevo bere, volevo esplodere, volevo giocare in prima squadra, lui mi faceva uscire, Certo. mi metteva in un altro perché posto. giustamente si lottava per Certo. cercare di guadagnare un posto da titolare, insomma veramente altri tempi. Mi ricordo Bortolomutti, Certo. Francesconi. Tutto questo ci serve per caricare ancora di più questo ambiente catanese, questa squadra catanese, questo mister catanese, tutta la società catanese, per renderci conto che noi insomma soffriamo quando appunto la maglia rossa-azzurra non raggiunge certi determinati risultati. Allora siamo quasi in chiusura, è stata una bella chiacchierata, anche un po' piena di ricordi, Gianluca. Sì. Ma ci vuole ogni tanto. Un po' di amarcord, un po' E di riabbracciare personaggi come Nino Leonardi fa sempre piacere, quindi ogni tanto far scendere quella lacrimuccia serve, come dicevi tu, anche per unire tutti, per dare la carica. È vero, Ben infatti venga. la puntata di oggi è stata costruita proprio anche perché i ricordi aiutano a migliorarsi nel presente e anche nel futuro. Battuta finale su questa partita che il Catania giocherà a Matera e una battuta anche verso i tifosi, vai. Ma che dire, bisogna combattere fino in fondo perché come ho detto questo secondo posto è tutto da conquistare, a questo punto sarà l'ennesima battaglia, spero che sia stata una lezione in qualche modo assimilata perché durante quest'anno ne abbiamo subite molte di batoste, speriamo bene. Per quanto riguarda i tifosi non c'è niente da dire, Ettore, loro saranno sempre lì, sempre al loro posto perché come dicevamo già negli anni 70 ma anche prima non sono mai mancati, quindi non mancheranno neanche adesso. Che consigli dare ai tifosi? Assolutamente. Giusto ottimismo, così come anche il giusto ottimismo da parte di Nino Leonardi che salutiamo, ringraziamo, ci è piaciuta la tua presenza qui all'interno di Penalty Play perché ci hai portato un po' del passato e anche l'energia del presente, perché adesso tu vivi non più da calciatore ma da vero tifoso la cultura della maglia rossa-azzurra. Diciamo che gioivo e piangevo come una volta per quella maglia che ho indossato con grande dignità e rispetto. Anche quella sera mi sono diventati gli occhi lucidi. Vedendo quello stadio perché- strapieno. Sì, vedere lo stadio strapieno e anche perché non abbiamo ottenuto quel risultato che ci faceva ben sperare ed è stata una grande mancanza che ci porteremo sempre dietro e non riusciremo a dimenticare mai. Ma vogliamo Però- chiudere però questa puntata con un filo di speranza e di ottimismo, perché noi crediamo che comunque Certo, prima o poi certo. arriverà questo No, momento. la vita come nello sport continua, bisogna diciamo, proiettarsi sempre in avanti, sì, ricordarsi il passato perché non lo puoi dimenticare, Certo. però le aspettative, i progetti, i programmi sono quelli immediati o quelli del futuro. Dobbiamo pensare ai nostri ragazzi, ai nostri giovani e spero anche che il Catania lanci qualche giovane, quel ragazzo di grazia. Io credo molto Anche nelle io, qualità di questo anche io ragazzo. sono di questa idea. Inoltre vi volevo ringraziare veramente per l'ospitalità, per l'invito, con grande passionalità. Con la promessa di ritornare rivedere, però, sì. di ritornare E presto. poi, come ti avevo detto in anticipo precedentemente, devo ringraziare sempre e ricordare la memoria storica, i tifosi della memoria storica del Catania, i padri, diciamo, i padri
e i figli che rappresentano la nostra A continuità. proposito dei figli, siamo quasi in chiusura, so che devi salutare la nipotina. Ah sì, c'è mia nipote Rachele, figlia di una... Io ho famiglia numerosa, maschi e femmine, Sì? e siamo nonni, io e mia moglie. La mamma si chiama? La mia figlia Sì. si chiama Agata, come tanto per cambiare. Catania, e la nipotina si chiama Rachele, Perfetto, che allora è scelta da mia moglie. avrà sicuramente una bella sciarpa rossa-azzurra. Ci congediamo da voi, vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani come al solito a partire dalle 14:30. Un ringraziamento alla squadra tecnica guidata come al solito da Giuseppe Giuffrida per l'occasione in questa giornata festiva. In regia abbiamo avuto anche la presenza di Andrea Salerno e Roberto Di Marco. Grazie ancora, appuntamento a domani 14:30. Soffio corre come il vento, c'è un campo verde ed io non so spiegarti come. Il tempo vola, si vince o si perde, ma tu fremi e vuoi giocare. Mi insegni che la vita la posso amare anch'io, è la mia partita e so per chi ti fare amore mio. Vinci per me, tu che sai come fare, corri per me. Che sai dove andare, sei il campione della vita. E se tutto è un campionato con la strada in salita, non ci manca il fiato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Vinci per me, tu che sai come fare, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato.